Ok, adesso trovo. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. A nome di tutti i soci di Assozio Launedda Sardegna vi do il benvenuto. Vi ringrazio per aver deciso di trascorrere con noi questa serata a sentire ancora parlare di Launeddas. È la seconda edizione, come ha detto Giacomo, di questa festa, di un'associazione giovanissima, come sapete. Questo è il nostro secondo anno di vita e ci siamo presentati proprio l'anno scorso nella città di Cagliari, alla MEM, con la prima edizione di Savesta. Intanto l'abbiamo voluta chiamare Savesta, non un festival, non una rassegna, proprio Savesta, perché Savesta nel cuore di noi sardi, nel sentimento di noi sardi, raccoglie in sé tanti aspetti molto particolari e intimi che ognuno di noi conosce, e quindi chi ama questo strumento non può che scegliere una giornata per fare festa per questo strumento. L'anno scorso ci siamo presentati, quest'anno abbiamo deciso di iniziare il nostro percorso iniziando a toccare delle tematiche importanti per lo strumento, e siamo partiti proprio, come dice il titolo, dalle radici e dalle problematiche delle radici, perché se pensiamo, diciamo che c'è il doppio senso: le radici come tradizione, le radici culturali, ma anche le radici della materia prima che come dire, dobbiamo tutelare e salvaguardare. Quindi abbiamo chiesto proprio ai nostri esperti di affrontare il problema, perché ci sono problemi seri legati al nostro territorio e quindi anche al reperimento delle materie prime che non possiamo come associazione non affrontare. Quindi vedremo alcuni aspetti particolari della costruzione, legato ancora una volta delle problematiche, ma non ci fermiamo alla tradizione. Abbiamo voluto invitare anche chi ha pensato di dare supporto alla tradizione con dei congegni informatici ed elettronici proprio a supporto della tradizione, perché questa è un'associazione aperta, è un'associazione che accoglie, che discute con tutti, che vuole discutere con tutti e che cerca il dialogo con tutti. E stamattina abbiamo inaugurato nella sala degli archi del Lazzaretto Sadomu des Launeddas. Ne avevamo già parlato lo scorso anno, sempre nella stessa manifestazione, che il nostro desiderio, il nostro forte desiderio, era quella di iniziare a raccogliere tutta la documentazione discografica, bibliografica, ma anche i vecchi strumenti, le vecchie misure, per avere un centro di riferimento sulle Launeddas, un centro di riferimento accessibile a tutti, dove tutti possono offrire quello che hanno e dove tutti possono fruire di questo centro documentale. Però non abbiamo pensato a un museo, guardate, abbiamo pensato a un centro vivo, un centro dove le persone si incontrano, scambiano le proprie idee, espongono i propri problemi, cercando insieme di trovare la sintesi migliore per dare vita, lunga vita a questo strumento e dare soprattutto grande dignità a questo strumento, tutta la dignità che merita. Questa è un'associazione che cerca di abbattere i campanili, lo stiamo ripetendo fino alla nausea. Vogliamo abbattere i campanili, vogliamo discutere e parlare con tutti. Questa è un'associazione che accoglie tutte le scuole, perché la diversità, anche la diversità è ricchezza, anche nel campo musicale. Voi pensate se tutti suonassero tutti uguali, tutti alla stessa maniera, io credo che non sarebbe così ricco il nostro repertorio. Invece la bellezza di questo strumento è proprio il tramandare e preservare tutti i repertori delle scuole, delle zone, dei maestri, e noi questi li vorremmo raccogliere tutti e invitiamo tutti a preservare e a tenere viva la loro tradizione, e tutti assieme, remando tutti nella stessa direzione, vogliamo dare questa certezza di futuro allo strumento. Voglio ringraziare in maniera particolare tutti i relatori che hanno accettato di parlare stasera di Launeddas. Sono sicuro che ci diranno tantissime cose interessanti, e un ringraziamento particolare va all'assessore del turismo della regione Sardegna, Barbara Argiolas, che ha voluto essere anche lei presente questa sera, e un altro ringraziamento al nuovo direttore del conservatorio, professor Giorgio Sanna. Anche lui ci parlerà di questa novità importante, e quindi anche il conservatorio incontra le tradizioni e quindi
incontra l'Ella UNEDA, sarà sicuramente una conoscenza reciproca molto interessante. Noi stiamo anche cercando disperatamente di questo dialogo non solo di farlo tra noi suonatori, ma di farlo proprio con tutti, con la società, con i contesti che ci stanno a fianco, quindi con chi balla, con chi canta, con le istituzioni, perché anche le istituzioni devono fare la loro parte con tutte le difficoltà del momento, però piano piano, dialogando, secondo me anche con le istituzioni dobbiamo cercare di parlare la stessa lingua. Ed è molto bello che ecco, i rappresentanti delle istituzioni si interessino, siano presenti, ma pian piano ecco, dobbiamo cercare di sintonizzarci e capire esattamente di cosa hanno bisogno le nostre tradizioni per andare avanti. Perché guardate, se pensiamo solo allo spettacolo, alla vetrina, al grande successo del momento, non creiamo nulla, creiamo solo un evento che 2 giorni dopo è dimenticato da tutti. Io ho visto stamattina un gruppo di studenti ballare il ballo campidanese giù nella sala Arghi. Io ho provato un'emozione fortissima. Ho visto un gruppo di bambini e di insegnanti seduti per terra col bicchiere che facevano l'esercitazione della respirazione circolare. Ecco, queste sono le semine che noi dobbiamo fare, portare nelle scuole, portare i ragazzi e anche agli insegnanti, perché poi anche gli insegnanti probabilmente hanno superato una fase che magari si sono persi qualcosa per strada. Ecco, anche loro devono recuperare quelle che sono le nostre radici identitarie. Non voglio assolutamente rubare altro tempo, dico che noi suonatori ne dobbiamo essere convinti che remando tutti assieme possiamo fare quello che purtroppo molto faticosamente abbiamo fatto in maniera separata. Chiediamo ancora una volta l'aiuto anche alle istituzioni, a chi ci può dare una mano, perché da soli è davvero molto molto difficile. Però prima di tutto è un appello che faccio ai miei amici suonatori: uniti, sempre uniti, ci dobbiamo credere, perché questa secondo me come dire, è la fase 3 delle UNEDAS, proprio la UNEDAS che devono andare avanti con la nostra unione, perché per troppo tempo le nostre divisioni hanno fatto da freno a mano e quindi davvero basta. Socio l'UNEDA Sardegna vuol dire unione, vuol dire camminare assieme per il bene comune dello strumento. Grazie.